in collaborazione con FNP CISL Udine. Un saluto ai nostri amici telespettatori. Eccoci qua, puntuali come ogni mercoledì con la rubrica Sportello Pensionati. Vediamo subito chi c'è in studio oggi con noi. Accanto a me abbiamo Anna Pignatta, che è coordinatrice dell'RLS FNP Cervignanese e Palmanova, e Roberto Duca della segreteria FNP dell'Udinese e della Bassa Friulana. Buon pomeriggio, ben ritrovati, grazie per essere qua. A tutti. Siete pronti a dare risposte alle telefonate? L'ultima volta che avete partecipato, mi pare, eravate insieme, no? No, forse la ero prima con volta. È la prima volta che Insieme vi io e ritrovate Roberto, insieme, sì. perché io mi ricordo... forse ero no? con Tiussi. Ecco, so Sì, che il mio, sia quando c'è stata Anna, sia quando c'è stato appunto anche Roberto, abbiamo avuto tante telefonate, no? Di non riuscire a dare le risposte Risposte. effettivamente È vero. a tutti. Comunque oggi, prima di aprire le telefonate, dobbiamo affrontare alcune tematiche. Intanto partiamo dalla manifestazione che è stata indetta dai sindacati a livello nazionale a Roma per il sabato 16 ottobre. Una manifestazione che è stata organizzata praticamente da poco, dopo quanto è successo a Roma, dopo l'assalto alla sede della CGIL. Quindi Una risposta immediata una dei risposta sindacati immediata, unitari, Anna? è stata una risposta immediata dopo quello che è successo, oltre la manifestazione, tutto quello che è stato a Roma, ma anche l'assalto alla CGIL, che quindi è stato toccato il mondo del lavoro e quindi un assalto brutto, vile, verso la CGIL, che noi comunque ci siamo subito sentiti offesi tutti, non solo la CGIL, perché comunque è toccato il mondo del lavoro e quindi abbiamo deciso di fare questa manifestazione unitaria già da domenica mattina in pratica. Animi piuttosto caldi, no? Sì, Gli animi sì, si stanno sì. surriscaldando, purtroppo. Purtroppo sì, non è un clima molto tranquillo. Sicuramente sì. Poi abbiamo visto anche la manifestazione Certo. che è stata fatta a Udine tempo fa e poi anche dopo. Gli animi sono surriscaldati. Io ho la sensazione che le persone normali, le persone come me, come noi, che vivono di quello che hanno fatto durante la vita lavorativa e quant'altro, e partecipano attivamente, chi nella CIS, chi in CGIL, chi in UIL, chi in altri sindacati autonomi, sanno come poi nascono queste cose e sanno poi come possono anche finire. Magari in malo modo come è accaduto a Roma. Ci sono manifestazioni, non vorrei adesso creare problemi, ma ci sono manifestazioni che nascono, che vengono fatte e terminano correttamente nel loro passaggio dovuto, senza creare allarmismi, senza entrare a rompere, a provocare e a picchiare magari qualcuno in maniera selvaggia e quindi Cioè si può manifestare, senza, ma in maniera civile. sì, Cioè in maniera senza, civile. Quelli che perché vanno tu puoi oltre vuol andare in dire... piazza a dire la Esatto, tua esatto, idea, esatto. parlare, ma senza aggredire in questo Quella modo. che tu di la tua come la pensi, io dirò la mia come penso io, poi la gente sentirà, capirà e si muoverà di conseguenza. Mi pare che ormai gli animi siano da 2 anni che si siano create queste cose, non vorrei fossero state create ad hoc per fare poi quello che stanno facendo. Insomma, ecco. Ecco, un'altra cosa volevo chiedervi, perché nei giorni scorsi appunto avevo sentito anche i vostri colleghi della CGIL dicevano che avevano problemi a organizzarsi praticamente per il viaggio per raggiungere Roma. Voi siete riusciti a organizzarvi facilmente perché non riuscivano a trovare autisti per guidare le corriere che li dovevano trasportare appunto a Roma? Sì, diciamo che è stato organizzato, sono stati già anche, non so se distribuiti, ma sono stati fatti anche i biglietti. La partenza è tramite, sì, con il treno da Mestre,
Ah, con il treno. Treno guarda. Roma, Mestre Roma e il ritorno uguale, quindi le persone che devono andare giù devono fare uno sforzo ulteriore andare a prendere il per treno a Mestre. I biglietti ci sono già, i numeri ce li hanno già dati, quindi tutti quelli che possono partecipare andranno, saranno presenti e andranno giù in treno, insomma. Quindi, Ecco, abbiamo anche un'altra notizia molto importante per gli utenti. È una notizia fresca. freschissima, no? Sì. È entrato qui in studio Roberto e ha detto: guardate che oggi ho una notizia che farà piacere a tante persone, perché quando riaprono gli uffici Allora, INPS, dal 15 parte la normativa del Covid, Sì. sul Covid e quant'altro per il Green Pass, e dal 18 il direttore regionale dell'INPS ci ha comunicato che l'INPS provinciali, quindi Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone, saranno accessibili a tutte le persone anche senza appuntamento. Naturalmente potranno rivolgersi qualsiasi debba andare all'INPS con un ingresso controllato, perché deve essere controllato, con mascherina e l'uso del disinfettante all'ingresso. Dopodiché ci sarà la coda da fare, quindi primo passo verso la normalità, diciamo, di una volta, di qualche anno fa. Nelle altre sedi, seppure siano aperte, quindi le agenzie di controllo, un po' come San Daniele, potranno essere accessibili solo ed esclusivamente tramite appuntamento. Dal 2 di novembre avranno accesso con appuntamento anche i patronati e i professionisti che possono accedere all'INPS per appuntamenti e quant'altro in maniera, diciamo così, libera. Possono andare senza avere vincoli sì, una chiacchierata così in faccia è sempre sì, meglio, è sempre no? meglio, però Che una sicuramente telefonata. se ci va l'operatore del patronato con 5, 6, 10 pratiche, risolve 5, 6, 10 pratiche, se ci vanno 10 persone il problema c'è della coda, no? Quindi devono E comunque riabituarsi. ritengo che gli ingressi saranno Sì, l'ingresso sarà contingentati comunque contingentato, no? Perché sicuramente. altrimenti dove tengono tutte queste persone? Sì. Quindi non serve il Green Pass, è una cosa strana ma è così, Per quindi gli accedere agli utenti uffici. accedono con la mascherina e l'uso del disinfettante all'ingresso. Probabilmente all'INPS, almeno per quanto mi riguarda, ogni volta che vado in commissione ti misurano anche la temperatura o nel polso sulla testa per avere l'ingresso libero, insomma, ecco. Ecco, dobbiamo parlare anche dell'avvertenza che continua a cambiare le pensioni adesso. È una delle tematiche calde del sindacato perché c'è urgenza, lo ribadiamo ogni volta, c'è urgenza che vengano apportate novità praticamente alle pensioni, visto che verranno a decadere determinati provvedimenti. Chi mi parla? Anna o Roberto? Boh, può andare, tanto Sì, non è... è quello che ribadiamo Vedete che... voi, spartitevi un No, po' no, i per l'amor di compiti. Dio, Quello guarda. che anche l'altra volta ribadivo del discorso che noi vogliamo la riforma delle pensioni perché quota 100, come si sa, finisce quest'anno e quindi fino al 31 dicembre si può uscire con la quota 100 che sono i 62 anni di età e i 38 di contributi. Però noi ribadiamo uscita a 41 anni di lavoro indifferentemente dall'età o 62 anni di età o partire dai 62 anni. Noi chiediamo anche per quanto riguarda i lavori gravosi che venga ampliata tutto lo schema di chi ha diritto per i lavori gravosi e poi anche il rafforzamento della 14esima, di portarla a cifre anche a chi ha pensioni un po' più alte, di ampliare il discorso la della platea. 14esima, sì, questo qua. È quello che ribadiamo da un bel po', che continuiamo a chiedere al governo e poi noi siamo unitaria, CGL e CISEWIL, questa è la nostra piattaforma unitaria, a chiedere sul discorso di portare la pensione a 41 anni di lavoro e 62 anni di età. Poi c'è anche un argomento forte, la tutela del potere d'acquisto. Certo, Perché che siamo fermi da un bel fermi po'. da diverso Da tempo, diverso tempo. e quindi è necessario. La revisione anche su questo, è necessaria anche una revisione su questo perché... Quindi l'agganciamento a chiamiamolo ancora paniere, Sì, per i bravo. pensionati che aiuti a recuperare quello che in sostanza poi durante la vita normale si perde come
potere di acquisto, no? Si diceva una volta. Ecco, prima di dare il via alle telefonate, io parlerei anche del congresso del sindacato. Il sindacato si rinnova, quindi è bene parlare di di questi incontri per votare, per il rinnovo delle cariche. E vediamo se la regia ci propone, ecco, vediamo gli appuntamenti, diamo una scorsa veloce. Quindi c'è il primo appuntamento il 3 novembre per il Cervignanese, quindi Sì. Palmarino, sì. per il Palmarino Palmanova, Cervignanese. l'area. Quindi non ci saranno più le assemblee come una volta, adesso ci sarà un congresso con l'elezione di un piccolo parlamentino, diciamo una piccola componente di un direttivo, e quindi comincerà la mia zona, Palmanova e Cervignano, con questi congressi a cui sono invitati gli iscritti, e qui verrà eletto il nuovo direttivo, e da lì verrà fuori il segretario per quanto riguarda della zona. E quindi le date sono il 3 novembre, ecco, vediamo ancora, quindi la prima è il 3 novembre, poi il 4 novembre. la Tisanese San Giorgino il 4 novembre, poi vi arriverà anche il giornalino a casa, da precisare agli iscritti, arriverà il giornalino a casa che dovrebbe essere già stato spedito in questi... Sì. Ecco, poi Cividalese, Mazzanese, e tra l'altro Roberto prima di venire qui era proprio su nel Cividalese, no? Sì. Proprio per vedere queste, no, anche... Vedere un po' la situazione e tutto Sì. quanto. Sì. Ecco, l'ultimo, ecco, abbiamo il Codroipese l'11 novembre, Sì. questo alle 14:30, e l'ultimo invece appuntamento è previsto a Udine il 12 novembre a partire dalle 9:30, però Udine al centro Balducci a Zugliano, l'appuntamento lì. Sì, mi arriverà col giornalino, ci sarà gli indirizzi e tutto quanto, e anche dei Sì. numeri di telefono anche per le conferme da chiamare. Ecco perché è importante il coinvolgimento praticamente Certo. degli iscritti, perché state facendo una campagna piuttosto pressante, no? Perché Sì. è importante? Naturalmente si parla della vita del sindacato, dell'organizzazione sindacale, una vita a cui devono partecipare naturalmente gli iscritti, e qui mi rivolgo a tutti gli iscritti FNP che in qualche maniera possano avere l'agibilità, perché sappiamo che l'età non sempre aiuta, ma che possono avere l'agibilità a presentarsi, a venire ai congressi di territorio, chiamiamolo così, e quindi poi per votare i quadri dirigenti, per votare quelli che poi saranno i responsabili del luogo palmarino cervignanese, Quindi i San referenti, Giorgino, no? i referenti Cioè, che poi i sono, referenti, sì. esatto, e da lì nascerà quindi la vita sociale della FNP del territorio, con gli incontri con i comuni per vedere le situazioni per gli anziani, per i vecchi, per quelli che devono essere assistiti, cioè tutto un lavoro che purtroppo per qualche anno adesso è stato fermo, che quindi bisogna in qualche maniera ripartire, Rimettere un po' in riprendere moto tutto in mano sul e territorio. trovare soluzioni. Si è potenziato di più il territorio, perché facendo questi congressi nelle varie zone si è potenziato di più il territorio, quindi dare più forma al territorio e anche più sostanza, nel senso. Sì, più voce, no? Più anche voce, alle certo, persone. certo. Bene, ci facciamo una piccola pausa e comunque dopo la pausa magari possiamo anche dare il via alle telefonate 0432 5735 17 per parlare direttamente con i nostri ospiti, oppure inviare SMS al 351 570 5687. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Cominciamo con i messaggi. Buonasera, ho mia madre che ha dei problemi, per fare domanda di invalidità devo rivolgermi al patronato o al medico di famiglia, quindi qual è il primo step? Rispondo io? Vedete voi, domanda di invalidità, dividetevi voi. la gli domanda di interventi. invalidità la deve fare il patronato, questo è ovvio, però l'invalidità deve essere già nota alla persona, quindi il medico dovrebbe aver già fatto le pratiche per l'invalidità, dopodiché
si sposta al patronato e lì fanno le domande e tutto il resto, quindi manifesta invalidità, medico, certificato medico e poi la domanda dell'invalidità per la persona, se poi servono le tre periodi di 104 per l'assistenza mensile all'invalido o anche il permesso complessivo retribuito per 2 anni per chi ha la possibilità di richiederlo e quant'altro, insomma, no? Quindi queste cose sono già Quindi il note. primo step è il medico, cioè deve Sì, partire medico, chiaramente per invalidità, forza, insomma, la dal certificazione di invalidità e poi la domanda al patronato, diciamo, no? Perché senza medico non possiamo dire che una persona è Certo, invalida. prima no? certifica e poi parte tutto, Sì, ovvio. tutto Poi l'iter. Ecco. noi inviamo la domanda all'INPS. E quindi poi tutto quello che è l'iter per arrivare all'accompagnatoria, se serve, queste cose qua. E comunque dal medico, dopo le dichiarazioni del medico, si deve andare al patronato. All'INAS, e lì poi è l'INAS, in questo caso, cioè certo. l'INAS perché stiamo parlando appunto di CISL. Comunque bisogna andare a un patronato e effettivamente vedere che faccia quella le che è la pratiche, situazione. che è tenuto a fare le pratiche, insomma, no? Ecco. Ok. Uno dei temi che dobbiamo affrontare anche oggi è legato a una scadenza che è stata prorogata al 31 ottobre, che riguarda l'assegno ponte per i figli. In questo caso chi mi parla? Io vi guardo, non so chi Non dei c'è due problema, io voglia se intervenire vuole per andare, primo. Allora, per quanto riguarda gli autonomi, per gli assegni familiari, chi non aveva diritto fino adesso o gli autonomi che dal 1° luglio potevano fare domanda per quanto riguarda gli assegni familiari, la scadenza era il 30 settembre, è stata prorogata al 31 ottobre. Ecco, ora, chi non ha fatto, dico, chi non aveva diritto prima, chi non aveva gli assegni, gli autonomi, possono ancora rivolgersi e fare domanda per quanto riguarda gli assegni familiari. Ecco, tra l'altro dobbiamo dire che appunto questo assegno è stato introdotto dal 1° luglio al 31 dicembre del 2021 per i figli, appunto per i figli minori. Certo. Sì. E l'assegno temporaneo è una prestazione transitoria che è destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati o in affido o preadottivo. Ma vediamo chi c'è al telefono adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, parlo da Udine per mia moglie che ha 20 anni di contributi e finisce gli anni gennaio 2023, a 67 anni. Quando può fare domanda richiesta di pensione? Prima, alla scadenza del 67esimo anno automaticamente può fare la domanda. E quindi se hai 20 anni il minimo ce l'ha e quindi poi la pensione la deve avere. Ho capito, ma quanto tempo prima dei 67 anni può fare richiesta? Può andare anche un mese prima, tanto dovrà chiedere l'estratto conto certificativo rilasciato dall'INPS che prevede che in quella data sua moglie raggiunge, visto l'età, raggiunge l'età pensionabile. Insomma, Sì, sì, no? quindi un mese prima che compia i Sì. 67 anni. Gli anni per andare in pensione. Ecco, Va bene. va bene. Grazie, buonasera. Grazie a lei per aver chiamato, buonasera. Arrivederci. Quindi continuiamo ancora con questo assegno, no? Questo assegno ponte. Assegno ponte che la scadenza era segnata il 30 settembre con gli arretrati da luglio, adesso invece la scadenza è stata spostata al 31 di ottobre, sempre con gli arretrati fino da luglio. Mi raccomando, le persone per fare questa domanda devono avere l'ISEE e devono essere inferiori a 50.000 euro annui perché sennò non becca niente. Deve essere cittadino italiano o Stato membro delle europee o un familiare che abbia il diritto al soggiorno, insomma, no? Essere cittadino anche di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, ma in possesso di permesso di soggiorno o un permesso di soggiorno lungo per lavoro o la durata massima di 6 mesi, che abbia una durata di oltre i 6 mesi, no? Di almeno 6 mesi. Essere soggetto al pagamento naturalmente dell'imposta in Italia, essere domiciliato residente in Italia, avere figli a carico fino al compimento, come diceva la signora, 18° anno di età, o di essere residente in Italia da almeno 2 anni anche non continuativi
oppure essere titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. Ecco, quindi avete ancora meno di 15 giorni di tempo per continuare con le domande per avere questo. Dal 2022 che si cosa riparte, succede? verranno fuori le informazioni a dicembre, perché ancora non girano informazioni, ma si vedrà poi nelle prossime trasmissioni che faremo l'informazione Ecco, quindi daremo puntualmente, no, l'aggiornamento. aggiornata Ecco. alla data dal primo Notizie gennaio. fresche come quella dell'INPS data oggi, Sì, no? sì, L'assegno sì, unico sì. universale, quindi Anzi, spiegheremo. darò una notizia embrionale ancora. Oggi, Sì. sempre in questa riunione, il dirigente, chiamiamolo il direttore dell'INPS regionale, ci ha detto che stanno lavorando, ma ci ha detto di metterci in contatto con loro per lavorare insieme, perché noi sappiamo che, soprattutto in Friuli, poi non so nelle altre regioni, abbiamo grossi problemi per i nostri rappresentanti, quindi parlo di pensionati, a gestire il lavoro, gli interventi sull'INPS, sul portale dell'INPS con lo SPID. Sì. Quindi sappiamo che ci sono dei problemi e quindi dobbiamo in qualche maniera affrontarli, e se li affrontiamo in più persone forse troviamo anche la soluzione. C'è la possibilità di poter far sì che delegati dalla persona interessata possiamo usare il nostro SPID per risolvere i problemi del signore, Sì. o addirittura per chi ha già lo SPID ma non riesce a gestirlo o ha perso un po' di manualità, e può accadere purtroppo, farcelo gestire a noi su delega sempre, che l'INPS emetterà, e con quella delega poi noi possiamo fare quello che il signore normalmente O deve andare fare. direttamente all'INPS che è aperto. Diciamo che forse per certe cose, ad esempio Certe la busta cose è meglio paga, gestirle da le buste casa. paga che vogliono avere, o i CUD che Sì. vogliono avere, senza andare a intasare l'INPS, forse se viene in una sede nel sindacato riusciamo a risolvere il problema. Ecco. Però diremo quando saremo pronti a effettuare questo servizio, sempre nelle prossime puntate. Messaggio, ho 58 anni, lavoro da giugno del 1980, quindi dovrebbe mancare ancora poco, ma non avendo il pass, i prossimi mesi lavorerò in conseguenza alla disponibilità di tamponi. Questo potrebbe spostare il traguardo? Oddio, se mancano versamenti di contribuzione sull'INPS, è ovvio che sarà uno slittamento. Se uno non ha copertura contributiva ci sarà lo slittamento. Se invece come spero e penso per tutti, queste persone, c'è la possibilità di copertura o di cassa integrazione, sapete che il Ministero sta valutando anche queste opportunità per poter far sì che le persone non rimangano chiuse, abbandonate dal lavoro e quant'altro, ma che venga data una certa continuità, se è possibile usare ancora, diciamo, gli strumenti che aiutano le persone ad arrivare, anche senza lavorare, ad avere una retribuzione più o meno idonea, quindi cassa integrazione in deroga, cassa integrazione e quant'altro, c'è la copertura contributiva e quindi il problema, fra virgolette, non si pone. Si pone per chi invece lavorerà in maniera saltuaria, e lì dipenderà dalle settimane lavorate, dai giorni lavorati, dalle ore Che vengono lavorate, calcolati. e quindi poi vengono calcolate 52 all'anno o meno, e quindi se sono meno automaticamente si slitta col termine di chiusura del rapporto e andare in pensione. Quindi c'è purtroppo da affrontare anche questa problematica. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, mi chiamo Massimo Fabretti, sono di Nemis. Buonasera. Senta, ho sentito prima il suo ospite parlare dello SPID, no? Sì? Allora io ho acceso la TV poco fa. Il discorso dello SPID è molto complicato, non so se il suo ospite lo sa e se ci hanno pensato sopra, perché nessuna organizzazione, non vedo nessun soggetto che dia una mano per ottenere lo SPID. Quella roba dello SPID la ritengo una cosa abbastanza fatta male, perché è stato dato tutto in mano ai privati e il cittadino deve arrangiarsi. Io ho anche lavorato nell'informatica, ma le dico la verità, adesso per fare lo SPID divento matto tra SMS, messaggi, tutto, è un problemone. Io ci ho rinunciato. Quindi lei ha problemi per gestirlo? Sono uno che ha cominciato a farsi
fin da subito alle 7:30 online, quindi è abbastanza sofferta la cosa. Se si potesse organizzare qualcosa per dare una mano alla gente. Ecco, perché lei ha difficoltà nella gestione praticamente della... Non nella gestione, per ottenerlo. È un anno io che vado avanti e indietro facendo le prove con la posta, poi mi muore l'applicazione perché se non lo fai dopo 10 Ah giorni... sì, certo, bisogna farlo sì, nel giro Sì, di è poco veramente una cosa pazzesca, mi creda, uno ci rinuncia. Ma guardi, È veramente cervellotica. Chi l'ha fatto, guardi, io non so come abbiano pensato una cosa del genere. ma guardi, io mi sono fatto lo SPID da solo anch'io, non è che sia un drago dell'informatica. ma dipende, perché qualcuno L'unica incontra cosa più che ho difficoltà. fatto è, ho fatto, diciamo così, prestampato, nel senso ho usato un prestampato sul computer per dare i miei dati e spedirli, e poi ho preso appuntamento presso le poste, e si può prendere l'appuntamento in quella data, in quel giorno che ti dà subito lì, e mi sono presentato là con i documenti, lei mi ha fatto la scannerizzazione dei documenti e me li ha spediti, nel giro di poco tempo ho avuto l'ingresso allo SPID. Poi usare lo SPID, sono Quello è il convinto problema. anch'io, Che diventa sia- un problema, quello è il deve avere problema. delle tempistiche abbastanza strette per mettere dentro i dati Se che no- servono, se no poi esci dal tempo massimo e quindi devi rifare tutto. Ed è un caos, per quello Vada, dico io. da Roberto Duca a farsi insegnare come si deve fare. No, È ma vero. stiamo lavorando, adesso le do una novità anche da questo punto di vista. Al Meglio di là- sarebbe se si potesse semplificare sì, al di là di ulteriormente quello il che le ho sistema. detto prima sulla gestione dello SPID, quindi persone che hanno già lo SPID, delegando qualcuno magari dell'FNP, riesce a entrare a lavorare per lui, a dargli quello che gli serve. Noi stiamo organizzando, ma presi anche dal congresso, siamo un pelo in ritardo, proprio dei corsi, e lo faremo qui a Udine, per le persone che devono prendere mano per fare lo SPID e poi usarlo sia con i telefoni sia con il computer. Quindi metteremo in moto la questione con l'Università di Udine, Sì. con gente giovane che insegnerà alle persone più anziane a operare in questa maniera e a prepararsi in questa maniera. Appena abbiamo i tempi tecnici per svilupparlo, appena saremo pronti, manderemo anche in Telefriuli le informative per poter partecipare a questi corsi. Ben venga. Questo, se ben poi venga. diventa buono, diventa bene, e quindi un corso funziona bene e ha un risultato buono, non dico ottimo, buono, o sufficientemente buono, lo allargheremo anche alle sedi zonali, quindi lo faremo anche per le persone che stanno nelle altre sedi della CIS, che si aggregano e lo vogliono fare. Questo è quello che stiamo lavorando per risolvere questo pezzo di handicap, così chiamato, che veramente sta sulle scatole a tutti, anche a me. Ecco, Bravo, ecco, fa bene. l'ha detto, Va l'ha bene, detto. dico così, Alla va fine bene, l'ha dico detto. Va Sì, va bene. bene così. Io ho a che fare con CIS 300 che sono molto gentili. Va bene, allora aspetto che succeda qualcosa. Sì? Grazie. Arrivederci. Grazie a lei per Grazie, aver chiamato. buonasera. Buonasera, buonasera. Ci facciamo un'altra piccola pausa, ci vediamo tra poco, rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio, abbiamo una telefonata. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Ah, buonasera. Buonasera. Volevo chiedere per una signora, no? Sì? Che ha 370 al mese di pensione di invalidità. Siccome ho sentito che la pensione di invalidità è cresciuta, può dirmi quanto percepisce? Cioè, No, io non ho afferrato, a parte che neanch'io non è non ho che sia io afferrato. l'esperta, ma sono loro. No, da quello che ho Non capito io, siccome è cresciuta, Quanto ha quanto detto? dovrebbe percepire? Bisogna vedere se l'elemento per farla crescere dovrebbe esserci per tutti uguale, quindi dovrebbe andare È cresciuta questa pensione? No, sì che è cresciuta, però bisogna andare a vedere, se non gliela danno ancora a lei, il perché non gliel'hanno cresciuta. Quindi vada al patronato. Sì. Di dov'è lei? Chi dobbiamo rivolgersi? Di dov'è lei? A Ravascletto. Porco cane. A Ravascletto? Ravascletto è vicino a Tolmezzo, più o meno. Sì, sono 20 chilometri. Ecco, bisogna Però lì bisogna andare con appuntamento al patronato All'Acri?
all'INAS, Inas. Alinas patronato, se la pratica, 2188. allora guardi, se la pratica l'ha fatta all'INAS, quella precedente su invalidità, sicuramente la vedono e vanno avanti, ma se la pratica è stata fatta in altro patronato, o va nell'altro patronato, che sia ACLI, che sia INCA, che sia quello che è, perché la seguiranno lì perché hanno lì la pratica. Perché se cominciamo a fare il ping pong, un po' qua, un po' là, non ne esce. Perdono, si Bisogna allungano i andare con i tempi. documenti del patronato, insomma. Al Sì. patronato, dove ha fatto la prima documentazione? Allora l'ACLI, Dove è stata? Non lo so dove sia stata. sì, ma- fa l'ACLI, abbiamo fatto l'ACLI. Perfetto. E allora Comunque, quando bisogna... può dirmi quanto è cresciuta la Se pensione? lei ci chiede quant'è, fisicamente io non glielo so possiamo. dire perché non ce l'ho in memoria. So che sono soldi in più perché vanno anche ad avere, non so, altri 200 rottiere, però sì, le direi una Perché cazzata. lei ha 100% è grave e ha 81 anni. Sì, sì, non mi vuol immagino. dire questo, Avrà anche l'accompagnatoria qualcuno che è con lei? No, vive col marito. Ma il marito non ha fatto l'accompagnatoria, se deve vedere di lei, la deve assistere. No. Se la deve Ma accompagnare allora, qua e là. Lei non può dirmi quanto percepisce adesso una pensionata invalida. Niente, provi a mettersi in contatto con l'ACLI, se l'ha fatto all'ACLI, cosa deve fare va per bene, trovare... allora, sì, Esatto. Vada a vedere là direttamente, sì. vada con tutte le carte. Sì, Va bene. Sì. con si dice il verbale e quello del 730, va bene? Certo, va Grazie. bene. Niente, arrivederci. Grazie a lei salve. per aver chiamato, buonasera. Avrei piacere di sapere se è vero che le pensioni minime sono a 700 euro circa. Grazie per la risposta. Bisogna vedere. Quantificare una pensione minima bisogna vedere i contributi che ha pagato, quindi le pensioni non è che sono tutte uguali, perché io prendo Bisogna la vedere, minima, sono io uguali, qui dipende non ho. dai contributi, dagli anni lavorati, dipende, quindi per sapere un conteggio si rivolge verso un patronato. Perché ci sono i vari step, no? Step, Dalla data alla data funziona in una maniera, dalla data alla data funziona in E un'altra. quindi bisogna E dal capire. 2013 tutto contributivo per tutti. Sì. Sentiamo chi c'è in linea adesso perché mi pare ci sia un'altra telefonata. Pronti? Buonasera. Pronto? Buonasera. 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 Desidero sapere i Prego. trattamenti di famiglia, cioè io sono sposato, ho una moglie, ha diritto a un trattamento di famiglia, cioè come ex assegni familiare, sì o no? Lei, se è pensionato, la moglie è pensionata o lei è pensionato, se il reddito di famiglia permette a lei di prendere gli assegni familiari, sicuramente l'INPS glieli eroga. Lei è un lavoratore, ex lavoratore dipendente, pensionato? Sì, INPDAP. Ah, INPDAP, sì, la parte statale. E quindi se l'INPS, io direi anche un'altra cosa, oso dire di più, l'INPS conoscendo i suoi redditi dovrebbe mettere l'assegno familiare in automatico secondo me, perché si vede subito, la famiglia, due persone, un reddito, se il reddito è superiore non le spetta, se il reddito è inferiore le spetta la quota. E qual è il reddito? Deve vedere che ci sono le tabelle, di solito la tabella che prevede un normale senza bambini con handicap o altre, la tabella numero 11. Con la tabella numero 11 va a vedere il reddito di riferimento familiare, le persone che sono in quella famiglia e di riflesso poi vede anche quanti sono i soldi mensili per l'assegno familiare del mese. Ma questa si fa domanda ogni anno oppure è permanente? Come le dico, io oserei dire qualcosa di più, nel senso che l'INPS, conoscendo il suo reddito, dovrebbe essere in grado di evadere la pratica degli assegni familiari. Nel caso specifico venga al patronato a vedere se deve fare la domanda e fa la domanda. Ma il patronato mi sono andato, ma mi hanno messo soltanto quello della detrazione, quella normale. Allora, lei di dov'è? Trieste. Ok, perfetto. E hanno fatto la domanda il patronato, quella della Ok, vada al patronato di Trieste con i suoi redditi
e la richiesta di fare domanda di assegni familiari. Quando andrà là, se lei ha diritto ad avere gli assegni, gli fanno la domanda. Però, ripeto, io oserei dire che l'INPS è in grado di sapere qual è il suo reddito, siccome lei è pensionato ma INPS. la domanda è a richiesta, la domanda, cioè per avere questo trattamento che si chiama trattamento adesso, è a richiesta, non è che lo fanno automaticamente, mi perdoni. No, lei vada pure a fare la domanda. Sono io che oso dire qualcosa in più, perché dico, l'INPS sa quali sono i suoi Ma redditi. mi hanno fatto solo quello della detrazione, mi hanno fatto quello della detrazione che prima io dovevo, quando facevo il 730 dovevo dichiarare che era a mio carico. Adesso hanno fatto soltanto, visto detrazione, cioè che verrà d'ufficio, praticamente verrà inserita già da cosa. Ma quello delle assegni familiari o comunque trattamento familiare, questa devo rifarla, devo prendere appuntamento, ma non... Si dovrebbe rifare ogni anno a scadenza. Va bene? Va bene, grazie. Dobbiamo chiudere la trasmissione, purtroppo dobbiamo dare voce al telegiornale. C'era ancora un argomento caldo, ma magari lo riprenderemo la prossima settimana, le domande di pensione entro il 31 ottobre con 5 vie d'uscita per la scuola. E lì speriamo venga la Flavia Blasic a dirlo, sì. che segue la... Ah, ecco, tra l'altro. Bene, non posso fare altro che ringraziare Anna Pignatta, che ricordiamo essere coordinatrice della RLS FNP Cervignanese Palmanova, e ringraziamo Roberto Duca della segreteria FNP dell'Udinese Bassa Friulana. Ok, Grazie arrivederci, grazie a voi per essere stati qui, grazie per averci seguito, ci vediamo mercoledì prossimo sempre alla stessa ora, puntuali alle 18:15. Arrivederci. Arrivederci, buonasera. In collaborazione con FNP CISL Udine.